Gli industriali trevigiani guardano con attenzione al futuro di Veneto Banca, ma anche alla creazione di una banca di territorio, ad una banca veneta. E il segnale è arrivato con l'inizio dell'assemblea di oggi, affidato proprio al presidente dell'Istituto di Credito di Montebelluna. Un discorso chiaro con la conferma della trasformazione in società per azioni. Il nuovo piano industriale sarà pronto fra 3 giorni e dopo la sua approvazione comunicheremo gli obiettivi. Integrati col nuovo piano industriale ci sono poi contenuti di natura straordinaria. Un aumento significativo del capitale per mettere in sicurezza la banca rispetto ai ratio patrimoniali fissati dalla BCE e che, come noto, continuano a salire. Il passaggio attraverso la quotazione per mettere la banca nella condizione di perseguire questo obiettivo e la trasformazione in SPA secondo la linea della riforma del governo. Ma quello che gli industriali e non solo volevano sentire era il rapporto col territorio per continuare a sostenere l'impresa. Le relazioni con la Marca trevigiana e le altre aree dove opera la banca non cambieranno. Saremo banca di prossimità che parla la stessa lingua delle famiglie, delle imprese a cui si rivolge. Dovremo sposare il supporto all'economia locale con il confronto con i mercati finanziari e le loro logiche. Molti si domandano come questo sarà possibile. Non si tratta però di 2 mondi diversi, ma delle 2 facce della stessa medaglia. Si può, anzi si deve essere e fare banca di territorio anche come società quotata o come parte di una realtà quotata. Ed è in questo ultimo passaggio che molti hanno percepito la propensione alla fusione con la Popolare di Vicenza per la creazione di una grande banca veneta, anche se il presidente a domanda precisa ribatte così. Possiamo pensare di passare da Veneto Banca a Banca Veneta? No, adesso lei non scherzi, questo è un lapsus in cui sono caduto un anno fa, ad aprile dell'anno scorso, che di lapsus trattavasi e come tale resta.